Buonasera, con grande piacere questa sera presentiamo il professor Riccardo Spinelli, che è un docente presso il Dipartimento di Economia, dove svolge intensa attività didattica nell'ambito della economia aziendale e per quanto riguarda anche altri aspetti di approfondimento dello stesso settore disciplinare, ma come vedrete in un curriculum più dettagliato è anche responsabile di progetti di ricerca finanziati dal CNR, dall'Unione Europea, e poi devo anche dire che trovo di grande importanza che sia referente di sede del Dipartimento di Economia per gli accordi Erasmus con varie università europee. È un impegno molto importante che ha dato tra l'altro alla nostra università delle significative gratificazioni, e questo perché è condotto anche da persone come Riccardo Spinelli. La sua attività, la sua ricerca scientifica è prevalentemente rivolta all'approfondimento di tematiche che riguardano la responsabilità sociale delle imprese, tema su cui questa sera in particolare ci intratterrà, ma si occupa anche di strategie e di marketing delle imprese turistiche, del turismo sostenibile, dell'economia digitale, e con riferimento particolare di questo processo sui fenomeni relativi alle piccole e medie imprese e altri argomenti che vedrete con più attenzione in un curriculum che abbiamo riportato. Questa sera ci farà una relazione, direi, molto classica, se si può dire, relativamente a questo tema, ma sono anche sicura che offrirà degli spunti su cui intervenire e fare domande e avere dei chiarimenti ulteriori. Grazie. Grazie a lei. Buonasera a tutti. Sono davvero onorato di essere qui con voi questa sera. Ringrazio quindi la... Dritto, dritto? Ecco. Allora, sente meglio adesso? Sì. Quindi sono veramente molto onorato e riconoscente per questo invito. Ringrazio l'Accademia nella persona del suo presidente, nonché della professoressa Rollandi, con cui sono legato da una lunga frequentazione professionale e mi si consenta anche da un'altrettanto lunga amicizia. Quindi è davvero per me molto bello poter condividere con voi qualche riflessione su questo tema, che obiettivamente è un tema molto di moda. È un tema di cui si sente parlare molto spesso, a proposito e meno a proposito, e sul quale secondo me può valere la pena riflettere insieme per, come dire, andare a definire un po' meglio questo concetto di responsabilità sociale delle imprese. Quindi l'obiettivo, direi piuttosto ambizioso per oggi pomeriggio, è quello di ripercorrere proprio la traiettoria della riflessione accademica di stampo prettamente manageriale sul ruolo delle imprese all'interno della società e quindi sulla responsabilità sociale delle imprese stesse. È un tema che ha radici molto profonde e ha anche, la caratteristica di andare a intersecare altri ambiti disciplinari. Sicuramente la filosofia, in quanto a monte di un discorso di responsabilità sociale dell'impresa non può non esserci un discorso di etica economica e di etica dell'attività di impresa, ma anche poi il diritto e altri campi attigui. Ora, per affrontare questo tema dobbiamo innanzitutto porre una premessa, ovvero richiamare, seppur in estrema sintesi, il problema della sostenibilità dello sviluppo economico, che sta un po' come, punto di partenza di questa riflessione. Ora, noi sappiamo che tradizionalmente la riflessione economica e l'analisi economica tendono a porre in antitesi l'attività economica stessa con l'ambiente, inteso in senso lato, quindi non soltanto ambiente naturale, ma anche ambiente socioculturale. Questo perché? Perché, come è noto, le attività economiche consumano le risorse che traggono appunto dall'ambiente e producono quelle che si chiamano esternalità negative, ovvero hanno degli impatti negativi a livello, di ambiente naturale, di società e così via. Purtroppo, se ci affidiamo alla storia economica, vediamo come per lungo tempo queste esternalità negative sono state molto significative e anche, se vogliamo, in parte ignorate, in quanto considerato una sorta di prezzo necessario da pagare a fronte di uno sviluppo economico che veniva inteso in modo particolare in termini quantitativi. Se noi confrontiamo i livelli di produzione
negli ultimi decenni, e quindi anche i livelli di benessere, se lo misuriamo in termini strettamente quantitativi, quindi in termini di disponibilità di beni, di accesso a determinati servizi, è indubbio che si sia verificata una crescita esponenziale di queste dimensioni. Però accanto a questa crescita quantitativa, troppo a lungo abbiamo omesso di riflettere su una crescita di tipo qualitativo, ovvero su il modo in cui questa ricchezza veniva generata e con quali ricadute sull'ambiente circostante. Oggi ci stiamo rendendo conto sempre di più che ci troviamo di fronte a due tipi di crisi. Una crisi ecologica, in quanto l'ecosistema è indubbiamente in pericolo, addirittura forse irrimediabilmente danneggiato, e dall'altro lato abbiamo una crisi di tipo sociale, perché ampie fasce di popolazione si trovano in condizioni di degrado. Questa riflessione è stata portata avanti da molteplici voci autorevoli e possiamo menzionarne due apparentemente distanti, ma in realtà molto vicine nell'approccio. Da una parte abbiamo per esempio le Nazioni Unite, che hanno con la famosa Agenda 2030, come dire, illustrato una serie di obiettivi non più procrastinabili per riportare lo sviluppo economico su sentieri di sostenibilità, e vedremo cosa vuol dire sostenibilità, ma nello stesso anno abbiamo anche avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che nel collegare il grido della terra e il grido dei poveri, usando le parole del pontefice, segnala chiaramente come le problematiche di sviluppo ambientale e di sviluppo sociale siano interconnesse, poiché le une sono a causa delle altre e viceversa. Anche le immagini che ci possono venire in mente pensando alle condizioni di vita nelle aree meno sviluppate del pianeta riportano sempre questa associazione fra ambiente naturale degradato e altrettanto degradate condizioni sociali. Di conseguenza è ormai opinione diffusa che sia necessario modificare l'approccio allo sviluppo economico che abbiamo tenuto tradizionalmente, spostando il focus, o meglio, accompagnando il focus sulle dinamiche quantitative con un altrettanto attento, come dire, un'altrettanto attenta considerazione delle dinamiche qualitative. Ecco che allora, ormai da diversi decenni, si fa strada il concetto di sostenibilità e si va a definire lo sviluppo economico sostenibile quando, celeberrima definizione, diciamo, soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Questa frase è presa da un documento che ormai è, diciamo, piuttosto antico, tra virgolette, in quanto data 1987, il famoso rapporto Brundtland. Forse molti di voi sapranno che all'epoca le Nazioni Unite crearono una sorta di task force di scienziati, pensatori, diciamo, soggetti competenti in materia, e questa commissione sull'ambiente e lo sviluppo, come dire, concretizzò le sue riflessioni in un report chiamato Our Common Future, dove per la prima volta viene utilizzata e definita questa parola sostenibilità. Perché è interessante questa definizione? Perché pone sul tavolo un aspetto molto significativo, ossia la dimensione intergenerazionale del problema. Parlare di sostenibilità vuol dire sostanzialmente rinunciare all'egoismo della generazione presente, considerando che dopo di noi ci saranno altre generazioni, e se noi consumiamo le risorse di qualsiasi natura, quindi risorse economiche ma anche culturali, sociali, ambientali, in misura eccessiva per soddisfare i nostri bisogni presenti, stiamo privando chi verrà dopo di noi di analoghe possibilità. Gli esempi sono molto semplici da fare. Io, per mia formazione, occupandomi anche di turismo, menziono sempre il degrado di un ambiente naturale o anche di un bene archeologico, storico, che viene sovrasfruttato a fini turistici. Oggi noi possiamo godercelo, mi si passi l'espressione, ma dopo di noi non sarà più possibile. Se noi esageriamo nello sfruttare le montagne o danneggiamo un sito archeologico particolarmente delicato, ecco che abbiamo, come dire, mancato il nostro impegno nei confronti della generazione futura. Non per niente i movimenti più accesi a sostegno di transizione ecologica e così via nascono proprio dai giovani, che sono coloro a cui nella vulgata stiamo sottraendo il futuro consumando in eccesso le risorse. Si parla per esempio di overshoot day, che se non sbaglio cade intorno a luglio. Il sistema economico mondiale intorno a luglio ha già consumato tutte le risorse che avrebbe dovuto consumare nell'anno intero, quindi quasi per un semestre va a debito. Solo che questo dato ci segnala come stiamo sfruttando le risorse naturali in misura superiore alla capacità di rigenerazione che esse hanno.
Quando si parla di sostenibilità, poi, va sempre ricordato che si tratta di un concetto multidimensionale, che abbraccia tipicamente 3 dimensioni. Sostenibilità economica, ovvero la capacità di un'attività economica di non consumare risorse, ma di generarne, quindi banalizzando, di generare un profitto sostenibile nel tempo. La sostenibilità ambientale, che fa riferimento al rispetto delle condizioni dell'ambiente naturale e al consumo morigerato delle sue risorse, e la sostenibilità sociale, che è invece collegata a temi quali il rispetto dei diritti umani, della persona, la tutela delle strutture socioculturali dei vari territori e così via. Quindi è un concetto che abbraccia sostanzialmente tutti gli aspetti del nostro agire economico. Ecco che allora si fa strada, ed è un concetto che è un po' al termine quasi della nostra chiacchierata, si fa strada l'idea di un'impresa sostenibile. Cosa vuol dire un'impresa sostenibile? Noi adesso ripercorreremo la strada per arrivare qui, ma l'impresa sostenibile può essere definita come quell'impresa che supera i limiti del modello tradizionale di sviluppo economico, che è tendenzialmente focalizzato sulla crescita dimensionale delle imprese e la massimizzazione dei profitti. E invece prova a considerare congiuntamente nel suo vettore di obiettivi non solo la dimensione strettamente economica, ma anche quella ambientale e quella sociale, cercando quindi di contemperare esigenze interne e degli stakeholder esterni, cioè dei suoi interlocutori, attraverso un dialogo e una relazione continua con questi soggetti. Quindi, se vogliamo, un'impresa che si fa meno autoreferenziale, meno, diciamo, egoista nella pianificazione dei suoi obiettivi strategici e si preoccupa invece di contemperare le esigenze di tutti gli stakeholder, vedremo chi sono, e anche di contribuire, se vogliamo, a un avanzamento delle condizioni generali del sistema. Tutto questo oggi ci sembra abbastanza, voglio dire, scontato, quantomeno l'opinione diffusa è che le imprese debbano tendere verso un modello di questo tipo. Ma questa riflessione, in realtà, seppur antica, è arrivata a compimento soltanto in tempi piuttosto recenti. Fino a poche decadi fa, infatti, un ragionamento del genere sarebbe stato considerato quantomeno eterodosso, quindi assolutamente distante dal mainstream della teoria economica. Quindi in questi nostri minuti cerchiamo di ripercorrere alcuni dei passi che hanno portato a questa nuova visione. Il punto di partenza è la cosiddetta shareholder view, o diciamo teoria dell'azionista, che è la teoria consolidata a livello di modelli di impresa e anche modelli di governo delle imprese fino, diciamo, al dopoguerra inoltrato. Sappiamo che il suo principale esponente, quello maggiormente noto, è il premio Nobel Milton Friedman, esponente della scuola neoliberista, quindi Università di Chicago, il quale molto candidamente, circa 60 anni fa, diceva come sostanzialmente non fosse corretto parlare di responsabilità sociale dell'impresa, in quanto, parafrasando un po' le sue parole, l'unica responsabilità sociale dell'impresa era quella di realizzare profitti. Ora, detta così, sembra un'espressione molto secca, molto asciutta e fin eccessiva, ma in realtà va contestualizzata in tutto un paradigma economico di riferimento a cui faceva riferimento lo studioso in questione e naturalmente non solo lui. Diciamo che alla base di tutto c'è proprio la visione dell'impresa. Secondo questo punto di vista, l'impresa è sostanzialmente costituita da individui che sono legati fra di loro perché? Qui c'è un presupposto che possiamo definire, se vogliamo, un po' triste dal punto di vista antropologico, ovvero, secondo questa dottrina, i soggetti che sono, come dire, coinvolti in attività di impresa sono tra loro legati sostanzialmente da contratti, a bunch of contracts. Quindi il vincolo è un vincolo normativo che li tiene insieme. E perché queste persone stanno insieme? Per ricercare un vantaggio personale, e questa ricerca del vantaggio verrà realizzata rispettando i vincoli che l'insieme dei contratti pone. Quindi, se vogliamo, una visione molto fredda dell'impresa, una visione strumentale. Le persone si impegnano in attività imprenditoriale seguendo delle regole condivise, i contratti, e lo fanno per ottenere il profitto. Se noi partiamo da questo punto di vista, non ci stupisce che l'unico soggetto i cui interessi siano degni di tutela all'interno del sistema impresa siano gli azionisti, cioè i proprietari. Perché? Perché gli azionisti sono coloro che hanno apportato all'impresa i mezzi necessari per la sua attività, di conseguenza sono coloro che hanno diritto a ottenerne un vantaggio. Naturalmente non dobbiamo dimenticarci che tutto questo è soggetto a un rischio. Quindi il profitto per l'imprenditore è anche il premio per il rischio che sopporta. Ora,
le parole più articolate di Friedman ci dicono che l'unica responsabilità è di usare le sue risorse e di impegnarsi in attività, diciamo, disegnate per aumentare i profitti, ma non è, diciamo, un capitalismo senza regole quello di Friedman, fino a quando rimane nelle regole del gioco e fino a quando, diciamo, quindi l'impresa si impegna in una competizione aperta e libera, senza inganno, senza frode. È proprio il manifesto di un'economia di mercato, diciamo, regolata al minimo, e in cui l'impresa riesce a sviluppare appieno la sua ricerca del profitto. Ora, ma la visione di Friedman, che sto molto semplificando, è del tutto autoreferenziale e vede solo l'impresa come beneficiaria dell'attività economica? In realtà no. Perché? Perché Friedman si preoccupa anche dell'impatto dell'attività di impresa sulla società. Ma come vede questo rapporto? Sostanzialmente, secondo questa visione, la massimizzazione dei profitti per l'impresa si traduce in via mediata anche in un, diciamo, beneficio per la società in senso lato. Quindi, e non mi voglio, come dire, avventurare su sentieri che sono lontani dalla mia formazione, c'è un po' un impianto utilitaristico. Quindi nell'egoismo dell'impresa, l'egoismo delle imprese si traduce in un beneficio per la società. Perché succede questo? Beh, noi dobbiamo ricordarci il contesto economico in cui Friedman sviluppa la sua riflessione. Quindi Stati Uniti, che sono un mercato in cui abbiamo sistemi finanziari altamente sviluppati, il che vuol dire che la partecipazione delle imprese ai mercati borsistici e ai mercati di titolo di debito è ampia, ma abbiamo anche un mercato in cui la partecipazione degli investitori al mercato è altrettanto elevata. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto più rispetto a quello che accadeva all'epoca e anche oggi, per esempio in Italia, il destino di tutti noi come risparmiatori e anche come lavoratori è strettamente connesso all'andamento della borsa, per usare un termine, diciamo, di facile comprensione. Perché? Beh, intanto perché molte imprese sono quotate e di conseguenza il risultato borsistico impatta direttamente anche sulla vita di tutti coloro che per queste imprese lavorano. Ma poi i risparmi di tanti piccoli investitori convergono su prodotti finanziari, legati quindi all'andamento di borsa delle imprese, cosa che per esempio in Italia era molto meno rilevante a quell'epoca e ancora oggi. Pensiamo anche ai fondi pensione. Se il mio destino post-lavorativo è legato a un fondo di investimento, è chiaro che più le imprese vanno bene, più Wall Street va bene, più il mio fondo darà profitti e quindi io ne avrò un beneficio. Quindi non stupisce che Friedman dica se le imprese vanno bene la società ne ha un beneficio. Solo che è una lettura, diciamo, che colloca quindi il bene degli altri stakeholder, quindi degli altri soggetti del sistema economico, come sottoprodotto, come effetto collaterale positivo. Cioè non è la finalità dell'impresa contribuire al benessere collettivo, ma nel suo egoismo, ripeto, sto un po' estremizzando, l'impresa per via mediata e strumentale riesce anche a soddisfare gli interessi degli altri stakeholder. Se noi accettiamo questo paradigma economico come punto di partenza, allora possiamo comprendere perché Friedman definisca distorsiva ogni altra finalità dell'impresa. Perché nel momento in cui noi distraiamo l'impresa dall'investire tutte le sue risorse, le sue energie per massimizzare i suoi risultati economici, stiamo ottenendo un risultato subottimale. È vero? Beh, questo sarebbe vero se il mercato fosse quello strumento perfetto che viene teorizzato nei modelli economici di riferimento. In realtà il problema non è, il problema è proprio questo, che il mercato non è per nulla perfetto. Tanti sono i presupposti concettuali sottostanti a questa visione dell'economia. Ne possiamo provare a, tra virgolette, demolire o mettere in discussione qualcuno. Per esempio, chi di voi ha mai studiato economia, la microeconomia neoclassica si basa sull'assunto dell'homo economicus perfettamente razionale. Questo implicherebbe che ogni nostro atto economico sia risultato in una riflessione analitica, con tutti i dati a disposizione, con un modello di ragionamento perfettamente razionale, da cui non può che conseguire una certa scelta. Sappiamo bene che non è così, perché semplicemente se qualcuno di voi ha avuto occasione di investire dei risparmi e di dover scegliere in quali titoli investire, entrano in gioco elementi non razionali, diciamo preferenze, piuttosto che magari affezione verso un certo marchio, verso una certa impresa, magari per un legame territoriale, per un legame lavorativo.
timore verso certi strumenti perché magari poco noti. Quindi non è vero che noi ragioniamo solo col cervello, ma anche con la pancia, col cuore, anche in economia. Non per niente, molti decenni dopo, mi pare Thaler e Kahneman hanno vinto premi Nobel per l'economia studiando proprio l'economia comportamentale, cioè quello che non è nei modelli tradizionali. Quindi, primo problema, non siamo esseri perfettamente razionali, quindi non ci comporteremo nel modo esatto per trarre massimo giovamento dagli utili dell'impresa. Secondo, anche volessimo, i mercati sono perfettamente trasparenti? No. Noi non abbiamo a disposizione tutta la conoscenza che hanno alcuni operatori sul mercato, così come la distribuzione dell'informazione è asimmetrica. Pensate alla differenza tra noi che, se vogliamo fare un acquisto in borsa, tra il nostro click e l'esecuzione dell'ordine passa qualche minuto, in cui magari il prezzo è cambiato, e una banca di investimento che ha accesso ai sistemi direttamente, in pochi millesimi di secondo realizza centinaia di transazioni. Non possiamo dire che il mercato è trasparente ed è simmetrico. Quindi purtroppo non funziona. E non è solo questo che non funziona nella visione classica del mercato. Abbiamo visto tante distorsioni di un modello troppo spinto verso l'autoregolazione e quindi verso i meccanismi di autoaggiustamento. Cosa succede quindi? Già prima di Friedman, coevo a Friedman e soprattutto dopo gli anni 60 e 70, comincia a farsi strada nel mondo dell'economia, tanto a livello accademico quanto a livello di comunità di manager, una sorta di disagio nei confronti di questa lettura del sistema e quindi del ruolo dell'impresa nel sistema stesso. Il processo che porta a questa nuova teoria, che viene chiamata stakeholder theory, quindi non più shareholder, colui che ha l'azione, ma stakeholder, colui che ha una posta in gioco, un interesse nei confronti dell'impresa. Ecco, questa teoria nasce un passo dopo l'altro e trova, diciamo, coronamento nell'opera di Edward Freeman. Come dire, la sorte contrappone due studiosi quasi omonimi, però faccio sempre la battuta con i miei studenti dall'aspetto molto diverso, perché se vogliamo questo è il signor Wall Street, molto compito nella sua figura, e invece questo è il signor eterodosso, un pochino più, come dire, sportivo nel look, e scarmigliato, ecco. Quindi già dagli anni '80 si comincia a riflettere su questo nuovo approccio, quindi una nuova visione dell'impresa. Perché? Perché ci si rende conto che l'impresa in realtà non è tenuta insieme, cioè non comprende soltanto soggetti tenuti insieme da contratti e quindi in un modo o nell'altro equifinalizzati verso il risultato del profitto, ma è un sistema che include soggetti diversi, di diversa natura, i cui interessi non sono sempre equifinalizzati. Pensate a, non voglio chiamarlo contrasto, ma alla diatriba, al dialogo che si può instaurare tra la proprietà di un'impresa e, per esempio, la forza lavoro, i dipendenti. È chiaro che in linea generale entrambi i gruppi sono orientati al profitto e alla prosperità dell'impresa stessa, ma se scendiamo a un livello un po' più micro, nelle decisioni più spicciole operative, beh, è chiaro che ci possono essere dei punti di vista differenti, contrastanti, e quindi il compito dell'impresa e del management è proprio quello di ricomporre questa varietà di interessi, perché soltanto cercando di ricomporre tutto a sintesi noi possiamo effettivamente portare l'impresa verso una crescita che è sostenibile. Perché? Perché poggia sul consenso, non sull'attrito tra i gruppi sociali di riferimento. Inoltre, altri punti deboli che vengono individuati nella teoria precedente. Non esiste solo l'azionista come soggetto che apporta risorse al sistema impresa. È vero, l'azionista ha apportato le risorse finanziarie, ma ci sono anche soggetti, per esempio i dipendenti, che apportano fiducia nell'impresa, il loro impegno, le loro competenze, la loro creatività. Il cliente scommette sull'impresa, la posta in gioco, scegliendola come mezzo per soddisfare i suoi bisogni. La comunità locale apporta risorse all'impresa. Perché? Perché la accetta sul territorio, la ospita, crea un ambiente magari proficuo o al contrario, e tanti sono gli esempi, cerca di respingerla, di espellerla, non riesce a dialogare con l'impresa stessa. Inoltre, altro punto debole che viene evidenziato, non possiamo considerare solo l'azionista e per di più, non l'ho detto, l'azionista di controllo, quello che veramente ha le chiavi nella stanza dei bottoni per decidere. Esistono anche le minoranze e gli interessi della minoranza spesso non coincidono con quelli della maggioranza, ma anche lì, se voi avete un minimo di
come dire, conoscenza dei meccanismi del diritto commerciale, in assemblea si alza la mano, quindi la maggioranza vince, ma tante volte esiste una maggioranza che non si coagula, che non è presente, quindi una minoranza ben inferiore a 50% più 1 ha le leve del controllo. Possiamo noi ignorare gli interessi di tutti gli altri solo perché non sono in grado in assemblea di imporre la loro visione? Evidentemente no. Ecco che quindi comincia una riflessione che porta all'emersione di questo concetto che oggi è sulla bocca di tutti, il concetto di stakeholder. Ovvero, se vogliamo riflettere sul compito che l'impresa ha nella società, dobbiamo innanzitutto prendere coscienza del fatto che l'impresa è in un rapporto dialogico con una vasta costellazione di soggetti, che sono soggetti in grado di influenzare i risultati dell'impresa col loro agire, ma che sono anche destinatari delle azioni dell'impresa, ne subiscono in senso neutro del termine, quindi le conseguenze positive e negative. La dottrina li chiama stakeholder proprio perché, lo dico ancora una volta, fa riferimento allo stake, che è un concetto che in italiano è difficile da tradurre, perché vuol dire avere una posta in gioco, ma non in significato speculativo, aver scommesso, speriamo che vada bene, ma vuol dire aver messo sul tavolo qualcosa e, come dire, collegare il proprio destino con quello dell'impresa. Gli stakeholder classici sono facili da immaginare. Abbiamo i dipendenti, abbiamo i manager, i fornitori, i clienti, le comunità locali, gli enti pubblici, i soggetti normativi, i movimenti di opinione. Con tutti questi soggetti l'impresa dialoga e il successo dell'impresa non può prescindere dalla ricomposizione, nei limiti del possibile, degli interessi di tutti questi soggetti con cui si trova a dialogare. Quindi cambia l'idea stessa di impresa, che non è più soltanto, come dire, una monade autoreferenziale che dialoga con l'esterno solo per massimizzare i propri risultati, ma diventa invece un sistema di transazione in questa rete di stakeholder, luogo di uno sforzo che deve essere al contempo di cooperazione e anche naturalmente di competizione. Con quale risultato? Con il risultato auspicato di creare valore non soltanto per l'impresa, un valore da distribuire tra i vari stakeholder, che hanno, diciamo, hanno una motivazione solida per avanzare istanze verso l'impresa. E questa motivazione è costituita dal fatto che hanno contribuito, ciascuno a modo suo, all'attività e al successo dell'impresa stessa. L'impresa di successo, quindi, e ne abbiamo tante, e ne abbiamo avute tante anche quando non li chiamavamo ancora stakeholder, pensiamo ad Adriano Olivetti, che viene prima di Freeman, come dire, quantomeno a livello di organizzazione del pensiero teorico. L'impresa di successo è proprio quell'impresa che riesce a bilanciare le pretese, anche confliggenti, dei suoi stakeholder. Oggi abbiamo tanti imprenditori che fanno bandiera di questo proposito. Mi viene in mente Brunello Cucinelli, l'imprenditore umanista, che proprio sostiene come sia imprescindibile per il successo dell'impresa un'armoniosa relazione tra questa e i suoi interlocutori nell'ambiente economico. Questo ha impatto anche sul compito del manager. Nella dottrina tradizionale, nella visione, diciamo, di Friedman, il manager chi è? Il manager è il braccio operativo della proprietà. La proprietà spesso non può occuparsi della gestione dell'impresa. Friedman chi ha in mente? La public company americana. Cosa vuol dire public company? Vuol dire una non azienda pubblica, ma vuol dire azienda a azionariato diffuso e frammentato. Quindi ne abbiamo in Italia? Sì, molte, diciamo, grandi imprese di Stato hanno un azionariato frammentato. C'è la golden share del Ministero dell'Economia, però sono aziende in cui c'è bisogno di qualcuno che prenda le redini del controllo e non può essere la proprietà, perché la proprietà è troppo frammentata. Chi è? Il manager. Il manager risponde agli interessi dell'azionista e solo a questi. E come fa l'azionista a tenere il manager vincolato a sé? Con gli incentivi e con i controlli, col bastone e con la carota. Quindi anche lì una lettura piuttosto asettica dell'attività manageriale. L'obiettivo è soltanto soddisfare le attese di profitto dell'azionista. Qui cambia. Se l'impresa diventa il fulcro di un sistema di relazioni, il compito del manager qual è? Quello di bilanciare le spinte, diciamo, centrifughe e centripete del sistema, le spinte competitive e le spinte cooperative, e quindi creare un rapporto di fiducia con tutti gli stakeholder. Perché, come ho detto, tutti gli stakeholder hanno interessi legittimi, non diritti. Alcuni hanno anche diritti, ma interessi legittimi
in quanto hanno investito nell'impresa stessa risorse, competenza, fiducia. Diventa una lettura dell'impresa molto più aperta, in cui l'impresa diventa veramente un soggetto attivo del tessuto sociale, che può contribuire quindi alla soluzione dei problemi del nostro tempo. Quando questa teoria ha cominciato a prendere piede, è stata naturalmente molto criticata, in quanto in forte antitesi con le visioni precedenti. E mi piace ricordare due punti che vengono spesso obiettati alla teoria degli stakeholder. Il primo è: i proprietari sono coloro che hanno investito il capitale per creare o acquisire l'impresa, che si assumono il rischio. Quindi ho preso da fonti, costituzionalmente giusto che abbiano diritto ai frutti residuali dell'attività, quindi ai profitti. Beh, la risposta è vero, ma non sono gli unici che hanno investito. Ci fossero solo gli azionisti, l'impresa non andrebbe molto lontano, perché se l'impresa non riesce a costruire consenso con i suoi lavoratori, con i suoi clienti, con l'ambiente, col governo, non bastano solo i capitali per creare un'azienda di successo. Quindi gli altri stakeholder hanno anche loro diritto, in proporzione, a essere compresi nella creazione e ripartizione del valore. E poi la seconda critica è: l'ha già detto Friedman, non c'è bisogno di forzare l'impresa a creare valore per la collettività, ci pensa il mercato. E qui abbiamo detto che in realtà la risposta è già implicita. Il mercato non può riuscirci, perché il mercato non è perfetto, anche quando viene regolato e controllato. Bisogna che la massimizzazione del valore per la collettività non sia un byproduct, non sia, diciamo, una felice conseguenza, ma sia l'obiettivo dell'agire imprenditoriale. Ecco che arriviamo quindi a questo termine così, diciamo, di moda, che è responsabilità sociale d'impresa. Cosa vuol dire? Un ampio filone di studi di etica economica e di etica dell'impresa ci ha fornito una serie di, come dire, riflessioni sulle norme che stanno alla base dell'agire dell'impresa in termini di buono e giusto. Quindi tutta un'area della riflessione filosofica ci ha aiutato nei secoli a capire cosa voglia dire agire per il bene e per il giusto in campo economico. Però sono riflessioni, diciamo, a livello macroeconomico. Se scendiamo a livello micro di singolo agente economico, possiamo dire che la responsabilità sociale è la concretizzazione di questa ricerca di buono e di giusto nell'agire aziendale. All'impresa, vista come soggetto di questa rete di diciamo, attori economici, è richiesto quindi di perseguire delle finalità economiche che siano però socialmente qualificate. Non si può perseguire il profitto ad ogni costo, ma il profitto deve essere accompagnato da un impatto positivo a livello sociale e anche a livello ambientale. Qui c'è un punto molto delicato. Perché? Perché molte volte di fronte a questo discorso la reazione è: allora l'impresa non deve più pensare al profitto, ma deve occuparsi di altro. No, non è questo il punto. L'impresa non è un ente di beneficenza. L'impresa è un soggetto che è statutariamente votato al perseguimento del risultato economico, ed è giusto così, perché è il suo compito. Anche perché, se ci riflettete, tra tutti i soggetti che agiscono sul mercato, l'unico che crea valore è l'impresa. Lo Stato lo può redistribuire, ma è l'impresa a creare valore attraverso il suo impegno di risorse materiali e immateriali nella trasformazione, tra virgolette, degli input in output. Quello che si dice è che il profitto diventa condizione necessaria, ma non sufficiente per la prosperità dell'impresa. Il profitto è fondamentale per l'impresa e va perseguito. Non fosse altro perché se l'impresa non fa profitto, non ha le risorse da investire per contribuire allo sviluppo sociale e ambientale del territorio su cui insiste. Il punto qual è? Che non dobbiamo leggere il profitto come contrapposto a qualsivoglia altro obiettivo di impresa, ma deve essere inserito in un vettore di obiettivi che, fra l'altro, non va letto in contraddizione, perché se l'impresa, ci dice la riflessione più attuale, riesce ad impegnarsi con successo su questi fronti, ne avrà un vantaggio anche economico. E tra poco vedremo perché. Quindi, come dire, semplificando un po', fare il bene fa bene all'impresa, ma per fare questo bisogna acquisire una consapevolezza del ruolo strategico della responsabilità e non relegarla, come è stato fatto a lungo, negli spazi della filantropia
o in una, come dire, generosità non progettata che invece rappresenta sì uno spreco di risorse dal punto di vista della teoria economica. Quando si parla di responsabilità sociale possiamo identificare 4 livelli che ci fanno anche capire proprio il ruolo del profitto e delle altre dimensioni, il ruolo relativo delle 4 dimensioni. Il presupposto di ogni ragionamento sulla responsabilità di impresa non può che essere la sostenibilità economica. Perché lo possiamo chiamare presupposto? Perché, come abbiamo detto prima, un'impresa che non è in grado di generare risorse economiche non può avere un impatto positivo nelle altre dimensioni. Vi faccio un esempio italiano di qualche tempo fa. Forse alcuni di voi avranno avuto in casa un televisore della Mivar. La Mivar era un'azienda italiana che realizzava televisori e che, diciamo, io lo associo a mia nonna, quindi direi nei decenni 60-70, ha avuto anche un discreto successo, prima di essere travolta, diciamo, dall'innovazione arrivata da Oriente e quindi prima di perdere il treno e ritrovarsi ormai fuori mercato e obsoleta. Cosa è successo però? Stiamo parlando, direi, di inizio anni 2000. Il proprietario dell'impresa, mi pare si chiamasse Vicky, ad Abbiategrasso, a un certo punto si trovò nella situazione per cui l'impresa perdeva, se non ricordo male, 1 miliardo di lire, comunque molto denaro ogni mese, senza modo di risollevarsi, proprio strategicamente morta. I suoi figli cercarono in tutti i modi di fermarlo, quindi di convincerlo a liquidare l'impresa, ma si sentirono sempre rispondere in questi termini: no, i soldi sono miei, l'impresa è mia, io non voglio chiudere e licenziare perché altrimenti tolgo il lavoro a questi miei dipendenti. A me non sembra un atteggiamento molto responsabile, perché è una responsabilità col fiato molto corto, in quanto se quelle risorse economiche fossero state reinvestite in attività nuove, più moderne, in grado di perdurare nel tempo, sarebbe stato possibile garantire le ricadute positive a livello sociale e ambientale con molta più prospettiva di lungo periodo. Un'azienda invece che non faceva profitto stava soltanto prolungando la sua agonia e consumando tutte le risorse, bruciandole, senza generare veramente nuova ricchezza. Quindi, presupposto economico, la base. Il corollario, quindi, ne consegue, senza bisogno di aggiungere d'altro, che l'impresa ha anche una responsabilità sociale, che in questa accezione vuol dire una responsabilità immediata nei confronti dei suoi interlocutori interni, quelli più vicini, che sono coloro che hanno contribuito a creare questa ricchezza economica e che hanno diritto di riceverne una parte. Quindi la responsabilità sociale in senso stretto consiste nel suddividere il valore creato in maniera equa e proporzionale tra i vari soggetti che hanno contribuito alla sua generazione. E questo apre tutta una serie di riflessioni, per esempio, sui rapporti fra impresa e forza lavoro. Guarda caso, leggiamo fortunatamente con crescente frequenza di imprese di successo che riconoscono ai loro dipendenti benefit non solo monetari, che, come dire, premiano l'impegno dei loro dipendenti. Abbiamo visto tanti casi durante il Covid. Perché? Perché sanno che questo si tradurrà di nuovo in un maggior impegno, in un maggior risultato. Poi c'è il complemento. Quindi, dopo aver soddisfatto questa cerchia interna di stakeholder, sicuramente l'impresa deve cercare di contribuire al benessere della comunità, intesa in senso sociale ma anche di ambiente naturale, su cui insiste. Queste sono le dimensioni della vera responsabilità dell'impresa. Poi c'è la filantropia. Perché è in cima alla piramide ed è un'opzione, secondo questa lettura teorica? Perché in realtà l'impresa non è obbligata a fare filantropia, ossia a, diciamo, neanche investire, ma a spendere denaro in attività completamente slegate dal suo ambito di azione, dal suo core business. L'impresa ha un altro tipo di mestiere, quindi sicuramente è apprezzabile la generosità incondizionata dell'imprenditore, ma non è chiave interpretativa della responsabilità sociale. L'impresa non è responsabile perché aiuta il teatro o il Gaslini. Benissimo che lo faccia, ma la sua responsabilità si deve esplicitare innanzitutto nell'ambito della sua attività, dove, come vedremo tra un momento, ha anche maggior capacità di impatto. Devo accelerare un po'. Fare responsabilità sociale per l'impresa sicuramente costa. Costa perché la obbliga ad andare oltre la compliance, oltre il rispetto della norma. Rispettare le norme non è responsabilità, è legalità, o nel nostro termine compliance, cioè risposta alla norma. L'impresa responsabile va oltre, investe in attività che non sono obbligatorie, ma che sono potenzialmente in grado di creare questo valore condiviso con la comunità.
L'impresa sopporta dei costi perché? Perché magari mette a disposizione anche risorse non monetarie, come il suo personale, pensiamo al volontariato d'impresa, il suo marchio, quindi asset intangibili, quando patrocina attività benefiche, o anche risorse tangibili. Immaginiamo un'impresa che per esempio mette a disposizione degli spazi per attività sociali sul territorio. Anche quello è un costo. Inoltre, cosa molto interessante, il costo più grande che le imprese sostengono quando si fanno responsabili sta nella limitazione delle scelte strategiche, ovvero nel decidere consapevolmente di non realizzare alcune attività, perché non in linea con i valori di riferimento. Cosa vuol dire? Che io in certi paesi non voglio fare affari, perché il governo di quei paesi non è allineato con la mia visione del mondo e dei diritti delle persone e dei lavoratori. Io in certi settori non investo, perché non li reputo etici. Io con certi partner non collaboro, perché non li reputo all'altezza di questi standard. Ogni volta che l'impresa si pone un vincolo in più, è come se si aggiungesse un costo, perché riduce i suoi gradi di libertà. E se ci pensate, anche nella nostra vita quotidiana questo rappresenta un costo, perché banalmente decidere di non andare in vacanza in certi luoghi, perché non condividiamo, per esempio, la linea di governo di quei paesi, piuttosto che anche più semplicemente il modo in cui realizzano l'attività turistica, overtourism e cose del genere, non andare per noi è un costo. Riduce la nostra libertà e lo è anche per l'impresa. Quali sono però i benefici della responsabilità sociale? Beh, sono molti e sicuramente domani lo saranno ancora di più. Primo, posizionamento di mercato. Fasce crescenti di popolazione, soprattutto di consumatori giovani, esprime una sensibilità sempre più marcata verso questi temi e premia, lo vedremo nell'ultima slide, premia con le sue scelte l'impresa responsabile. Inoltre, essere responsabili, pensate conseguire certificazioni di qualità, partecipare a programmi per l'abbattimento delle emissioni, è un segnale di qualità e quindi nuovamente rafforza il mio posizionamento sul mercato. Riduzione dei costi di transazione con gli stakeholder. Cosa vuol dire? Un'impresa che si comporta in maniera responsabile, che va oltre il rispetto della legge, che dimostra attenzione e impegno verso gli interessi dei suoi interlocutori, probabilmente litigherà meno, avrà meno problemi di convivenza con gli altri attori del sistema. Provate a comparare l'Ilva di Taranto, perennemente sotto tiro da giudici, sindaci, movimenti di opinione, popolazione, con invece aziende che magari hanno investito un po' di più in sicurezza sul lavoro, in riduzione delle emissioni. Alla fine chi ha speso di più? Chi spende in avvocati, in cause, in, come dire, rimediare di volta in volta al problema emergente o chi invece ha guardato più lungo e ha capito che nel cercare di contemperare i propri interessi con quelli del territorio si crea maggior valore. Inoltre, capacità anticipatoria. Proprio oggi parlavo a lezione, avevamo degli ospiti in una società di consulenza che parlava di standard di rendicontazione per le imprese. Le imprese devono render conto di quello che fanno su questi temi. Non è obbligatorio per tutti, ma se io mi impegno prima che sia obbligatorio, quando poi diventerà obbligatorio sarò già un passo avanti. Voi immaginatevi le imprese dell'auto che quando non si parlava ancora di obbligatorietà della propulsione ibrida hanno cominciato a investire. Oggi vediamo chi è più avanti e chi è più indietro. Chi ha aspettato l'ultimo giorno, disinteressandosi del problema del climate change perché la norma non mi obbliga, oggi è indietro. Chi invece lo ha fatto perché ha visto lungo, oggi è avanti. Capacità anticipatoria. Innovazione ambientale, anche qui. Provare a essere efficienti, consumare meno risorse. Provate a pensare a chi 5 anni fa si è impegnato senza che nessuno lo obbligasse a ridurre i consumi energetici. Quando le bollette sono arrivate alle stelle, se ne è accorto a livello competitivo rispetto a chi invece non se n'era preoccupato. Lo stesso può valere per il consumo di materie prime. Muovere prima degli altri mi porta a un vantaggio. Ancora, comportarsi in maniera responsabile è dimostrato dalla ricerca, aumenta la produttività dei lavoratori. Perché? Perché un lavoratore che si sente, come dire, ben voluto dalla sua impresa, si sente oggetto di un rapporto di dialogo con l'impresa, è molto meno propenso a lavorare male, darsi malato, cambiare impresa. Sviluppa una sorta di affezione, di fedeltà nei confronti dell'impresa, che per l'impresa vuol dire denaro, perché vuol dire abbattere il turnover, vuol dire non perdere le conoscenze che sono state maturate e così via. Inoltre, quanto più
il dipendente si vede allineato con i valori della sua impresa, quanto più sprigionerà la sua creatività, la sua volontà, la sua innovazione, la sua produttività. E le imprese questo non hanno capito molto bene e meriterebbe una conferenza a parte. Di fronte alla retromarcia del welfare pubblico, l'impresa cosa fa? Supplisce col suo welfare aziendale, perché ha capito una cosa fondamentale, che alle persone a volte non interessano i 100 euro di più in busta paga, ma interessa ricevere per esempio pacchetti di servizi come la sanità, come un'assistenza nel disbrigo delle faccende quotidiane, come l'asilo, come la palestra, che migliorano la qualità della vita. Ma per capire questo io mi devo porre dal punto di vista del mio dipendente e considerarlo una persona, non solo una risorsa. E questo è uno sforzo che non tutte le imprese sono state in grado di fare. Ancora, comportarsi in maniera responsabile, quindi cercare di fare più di quello che mi chiede la norma, mi premia perché? Perché ci sono molti benefici a livello normativo. Quando noi vediamo che, per esempio, i bandi pubblici richiedono certificazioni, si dà la precedenza a imprese che abbiano dei rating di sostenibilità più alti, noi vediamo come il soggetto regolatore cerchi di premiare e quindi stimolare comportamenti virtuosi. In ultimo, anche questo tema molto importante, riduzione del costo del capitale e del costo del debito. Stanno sviluppandosi sempre di più operatori finanziari che si dicono etici, ossia che concentrano i loro investimenti solo in settori e in imprese particolarmente virtuosi. Se io appartengo a questo sottoinsieme investibile, io ho dei vantaggi perché per me il capitale a credito e anche di rischio costerà meno, dovrò remunerare meno, perché io sono ricercato, sono scelto, sono preferito dall'investitore. E come funziona il meccanismo? Beh, è semplice. Se noi, investitori retail, cominciamo a preoccuparci di queste conseguenze dell'attività delle imprese e vogliamo che i nostri risparmi vadano solo a chi non sporca, a chi rispetta i dipendenti, a chi non sfrutta la manodopera minorile, ecco che allora l'intermediario li dirotterà e coloro che invece non soddisfano questi requisiti avranno più difficoltà, quindi più costi, a ottenere le risorse di cui hanno bisogno. L'impresa dovrebbe comportarsi in maniera responsabile perché è giusto, ma l'impresa è anche un soggetto che non può dimenticare la sua finalità di profitto e quindi rendere conveniente un comportamento virtuoso è anche un modo molto pragmatico per spingere le imprese verso comportamenti di questo tipo. Ora, io avevo anche un altro passaggio, ma lo salto perché si è fatto tardi e dico solo una frase. Un ulteriore passaggio dell'evoluzione teorica è quella della cosiddetta teoria del valore condiviso, ovvero molti economisti di impresa, consulenti, tra cui per esempio Michael Porter, che è uno dei più famosi, diciamo, studiosi di strategia aziendale, colui che ha fornito molti dei tool che i nostri studenti studiano a lezione, ha teorizzato questo concetto. Dobbiamo smettere di vedere le imprese e la società come due soggetti antitetici. Tutte le volte che si parla dell'impresa responsabile si parte sempre da un presupposto negativo. L'impresa si comporta bene perché deve ripulirsi la coscienza. L'impresa si comporta bene perché altrimenti non la fanno lavorare. No, l'impresa si comporta bene perché è nella sua natura comportarsi in maniera responsabile. Può essere nella sua natura. Non è qualcosa che va contro la natura dell'impresa stessa. E qual è l'idea, che è l'uovo di Colombo, ma in realtà sta aprendo grandi prospettive all'attività delle imprese? L'idea geniale è: creiamo valore condiviso. Cosa vuol dire? I problemi della società a livello ambientale, a livello sociale in senso proprio, possono diventare delle occasioni di business per le imprese. Ovvero, la risoluzione di un problema può essere fatta dalle imprese in maniera profittevole e a beneficio della comunità stessa. Perché? Perché lo vediamo anche oggi. Di fronte a grandi problematiche, molto spesso il soggetto più qualificato per la sua risoluzione è un'impresa, perché l'impresa ha le risorse di fronte a un soggetto pubblico in ritirata. L'impresa ha le risorse, l'impresa ha l'innovazione, ha la creatività. Faccio un esempio che non vuole essere per nulla politico, ma chi ha portato la connettività in Ucraina durante la guerra? L'hanno portato i satelliti di Google o di Musk. Chi è che ha la possibilità di migliorare le condizioni alimentari o meglio, chi è che ha la possibilità di influire sull'educazione alimentare della popolazione? Le grandi aziende alimentari,
come Barilla, come Nestlé, come Kraft, perché sono loro che ci propongono gli alimenti tutti i giorni. Allora l'impresa può trasformare i problemi della società in occasioni di business, con vantaggio mutuo, perché da una parte risolverà un problema e dall'altra lo farà in una maniera che non è una maniera insostenibile, come quella, diciamo, sussidiata dal pubblico, che continua a dover investire risorse per tappare un buco. L'impresa può trasformare il problema in un modello di business, in un'occasione di business. In questo modo la risposta diventa anche sostenibile, perché genera da sé le risorse di cui ha bisogno. Ecco che allora abbiamo un mutuo dialogo. L'impresa, attraverso la sua azione, migliora il contesto ambientale. Ma questo va poi a vantaggio dell'impresa stessa, perché le imprese non possono prosperare in un contesto sociale degradato. L'impresa ha bisogno di un tessuto che la stimoli con una domanda ricca e esigente, la stimoli fornendo risorse anche umane di qualità, la stimoli proponendo dei partner con cui lavorare. Perché facciamo marketing territoriale per la nostra Liguria lavorando sull'Ateneo, sui centri di ricerca, sulle piccole imprese? Perché se vogliamo che una grande impresa venga qui, dobbiamo crearle intorno un bel mondo dove trovi giovani da far lavorare, clienti esigenti, perché, come dire, sufficientemente ricchi e anche sufficientemente evoluti come consumatori. Deve trovare altre aziende con cui collaborare, deve trovare centri di ricerca. Nel deserto l'azienda non prospera e quindi ogni volta che l'azienda migliora le condizioni di contesto ne ha anche un ritorno. Se le imprese, ma anche i governi, capiscono che questo gioco è a somma positiva e che l'impresa può fare il bene ottenendone anche un profitto, beh, probabilmente si riescono a portare a sintesi queste istanze che apparentemente sembrano in contrasto l'una con l'altra. Chiudo con una piccola provocazione. Quando si parla di responsabilità sociale, si parla sempre di responsabilità sociale delle imprese. Ma il mercato ha due lati. Da una parte c'è l'offerta con le imprese, ma dall'altra ci siamo noi. E la domanda ha un potere fortissimo nel mercato, perché alla fine di tutto, coloro che legittimano le scelte dell'impresa con la propria preferenza, sono i consumatori. Se non sbaglio, mi pare Papa Benedetto XVI ha dichiarato che acquistare è un atto morale, oltre che un atto economico. Perché? Perché quando noi scegliamo, noi stiamo votando col portafoglio, come dice il professor Becchetti, un economista di Tor Vergata, che ha, diciamo, sviluppato questo movimento dell'economia civile. Quando noi scegliamo un prodotto, un fornitore, stiamo votando nella democrazia del mercato, stiamo scegliendo una certa proposta. È troppo facile pretendere dalle imprese comportamenti virtuosi, oltre la compliance ovviamente, e non dare niente in cambio. Se noi siamo tutti concordi sul fatto che le imprese dovrebbero pagare meglio i fornitori nel terzo mondo, trattare meglio i dipendenti, non inquinare, ma poi, quando al supermercato la tavoletta di cioccolato del commercio equo e solidale, che ha provato a fare tutto questo, costa €0,5 di più, noi non la compriamo, ecco che noi non stiamo, come dire, praticando quello che predichiamo. Infatti, è importante associare a questa anche formazione dei futuri manager, e questo è il nostro mestiere, alla sostenibilità, anche una formazione dei futuri consumatori alla sostenibilità. Perché l'unico modo perché le imprese continuino a investire in questo è che ne trovino un beneficio anche a livello di mercato. E purtroppo ancora oggi non tanto la sensibilità, ma la propensione a trasformare l'attenzione verso questi temi in effettive scelte di consumo è ancora molto, molto, come dire, limitata. Quello che ci fa piacere, io lo posso dire come genitore di una bambina piccola e come dire, docente di 20 anni, è che le giovani generazioni forse piano piano stanno provando ad associare, almeno in parte, a questo interesse anche un cambiamento di comportamento. La chiave di tutto è lì, perché alla fine in una cosa Friedman aveva ragione, che poi è il mercato che deve, come dire, risolvere questa equazione. Imprese responsabili, ma auspicabilmente anche consumatori un pochino più responsabili.
sarà mia premura, se possibile, lasciare l'intero set di slide, così anche i passaggi che non ho avuto modo di approfondire, se vorrete, li potrete leggere nel documento. Grazie. Ringrazio Riccardo Spinelli per questa esposizione ampia, chiara, ma complessa nello stesso tempo. Ha esposto non pochi problemi e anche, credo, sollecitato potenziali domande. Assolutamente. Qualcheduno di voi ha delle osservazioni o dei chiarimenti da richiedere? Tutto chiarissimo. Oh mamma mia, un brutto segno. Prego. Prego. Una domanda un po' soggettiva. Questa domanda mi fa pensare a industrie magari particolari, familiari, dove privilegiavano la qualità. Ad esempio, lei aveva citato l'Olivetti, oppure, non so, il lanificio, Lese, che gestiva la qualità con dei costi particolarmente equiparati al valore della materia prima, rispetto invece a tutta l'industria attuale per certi tipi di espansività e di espansione, che invece ha preso posto e ha messo da parte, talvolta anche proprio fatto sì che queste chiudessero. Volevo capire alcune dinamiche. Poi l'altra dinamica dove la proprietà, magari nell'industria non così espansa o di grandi dimensioni, lavora, mi viene in mente la comunità. Certo. Io faccio parte di una comunità terapeutica dove dirigo, dove ho una funzione di responsabilità, dove però ho anche un proprietario che ci lavora. Ecco, quanto può beneficiare la struttura o l'albergo, non so. Diciamo che... Ma questo nella dimensione più locale. Certo. Grazie, professore. Prego. Allora, lei pone sul tavolo pone sul tavolo due punti molto interessanti. Comincio dal secondo. Quindi, cosa succede quando l'imprenditore è dentro l'impresa? Quindi non è una proprietà, diciamo, avulsa, come nelle società di capitali di grande dimensione, ma c'è molta più, come dire, intersezione tra la proprietà e il controllo. Beh, diciamo che la storia ci dice che in questi casi forse è più facile riscontrare una propensione all'attenzione verso l'ambiente, sempre inteso in senso lato. Perché? Perché se ci pensiamo, la piccola impresa ha radici molto più profonde nel territorio rispetto alla grande impresa, salvo eccezioni. Ma la grande impresa contemporanea è spesso tacciata di essere apolide, di essere globale, che a volte vuol dire in realtà essere ovunque e non essere da nessuna parte. Un passaggio che avevo menzionato è che se l'impresa rimette radici, non per forza in un solo luogo, ma se mette radici da qualche parte e diventa cittadina, sviluppa i benefici e gli oneri legati alla cittadinanza, ovvero le viene chiesto di contribuire allo sviluppo locale, ma neanche un immediato ritorno. La piccola impresa, quella familiare che ha in mente lei, lo fa quasi spontaneamente. Certo, oppure le forme addirittura anche di impresa sociale, di impresa mutualistica, forse sono più portate a questo. Abbiamo avuto ospite a lezione diverse volte, diciamo, piccoli imprenditori, anche di altre regioni dove c'è un tessuto, se vogliamo, anche più denso, più profondo. Penso alla Lombardia. Mi viene in mente una piccola azienda del Bresciano dove l'imprenditore alle 6 del mattino era già in fabbrica, nonostante l'avanzata età. Beh, questi non avevano bisogno di Freeman che dicesse loro di fare responsabilità sociale. Hanno sempre pensato che il benessere della Val Camonica fosse il loro obiettivo e che il benessere della Val Camonica tornasse indietro a loro per i loro profitti. Quindi su questo sicuramente, quanto più l'impresa è embedded, dicono gli inglesi, che più che radicata, vuol dire proprio immersa nel suo territorio, quanto più è facile che si impegni per il territorio stesso. Perché? Perché c'è ancora più forte la comunanza di interessi. L'impresa predatoria, l'impresa che magari delocalizza per sfruttare bassi costi della manodopera o per fare il cosiddetto dumping ambientale, cioè sfruttare l'assenza o la rilassatezza della normativa, per esempio, di tutela ambientale. Classici esempi, vado a est perché lì
posso sporcare quanto voglio, beh, è chiaro che un'impresa geneticamente irresponsabile è un'impresa che non è su questo cammino. E qui mi porta alla prima parte della sua osservazione, quella sul cambiamento che c'è stato dall'attenzione alla qualità a un'attenzione magari invece ai volumi, alla rotazione dal punto di vista dell'impresa e al prezzo dal punto di vista del consumatore. Vi porto un esempio. Io in questo periodo sto lavorando con una dottoranda indiana che ha un interesse fortissimo verso la filiera del fast fashion. Il fast fashion è quella parte del settore moda caratterizzato da tassi di rotazione delle collezioni molto veloci e da un approccio molto usa e getta rispetto agli abiti. Faccio dei nomi come può essere Zara piuttosto che H&M, poi in realtà ci sono anche altri marchi a noi meno noti ma che ai teenager sono assolutamente noti. Qual è la logica? Io compro un capo che costa poco, so che è di bassa qualità ma tanto lo metterò poco e poi lo butto. Queste filiere sono drammaticamente irresponsabili e insostenibili perché generano una quantità di rifiuti che portano a una sovrapproduzione, a un sovraconsumo e la cosa paradossale è che effettivamente trovano i loro clienti ideali proprio in quei segmenti di popolazione che con quelle magliette poi vanno a protestare ai Friday for Future. Quindi c'è anche un po' di paradosso in questo, no? Però è chiaro che quanto più anche il consumatore, e vede che torniamo al punto di partenza, pretende tanto a poco, quanto più si priva poi di capacità di interlocuzione nei confronti dell'impresa nel pretendere un atteggiamento responsabile. Cioè, torniamo al punto di partenza, perché se io penso che sia più corretto comprarmi un paio di scarpe, ma realizzati in un certo modo, e non solo per la qualità della materia, ma anche per il modo in cui sono state realizzate, piuttosto che con lo stesso budget comprarne 5, immaginando cosa ci può essere dietro, se io non faccio questo cambio di punto di vista, poi diventa difficile per l'impresa, come dire, promettere qualità, attenzione, responsabilità. Quello che però sta succedendo è che accanto, se vogliamo, ancora a un mercato di massa che ragiona soprattutto su quantità e prezzo, ci sono segmenti, magari ancora minoritari, magari soprattutto nei paesi più sviluppati, che invece stanno provando a cambiare orizzonte. Lo fanno anche recuperando quella che si dice un po' una nuova frugalità, cioè provare a superare il consumismo sfrenato e ritornare a modelli di consumo più diciamo, limitati. Qual è il problema però? E qui apriremo un altro discorso molto interessante, che sempre di più il consumo è diventato fattore che legittima l'individuo. Se non sbaglio era Alberoni che parlava di consumo di cittadinanza. Parafrasando Cartesio, consumo ergo sum. Purtroppo la legittimazione dell'individuo in un mondo in cui i valori scemano, l'identità territoriale si fa labile, a cosa si attacca? Si attacca al consumo. E questo è un problema. È un problema perché se io esisto in quanto consumatore, il mio unico obiettivo è consumare. E molto spesso, soprattutto in certe fasce di consumatori, pensate ai giovani, devo consumare tanto e devo consumare quello che mi dice la moda. E questo mi deresponsabilizza ulteriormente. Quindi non sono problemi semplici, ma tutto secondo me torna a questa dialogicità tra le due parti del mercato. Io ai miei studenti cerco di far capire come loro studino da manager, quindi dal lato dell'offerta, ma siano innanzitutto consumatori e siano anche potenziali propulsori di modelli di consumo un pochino più responsabili. Il problema qual è? Che è molto facile richiedere all'impresa sacrifici, se vogliamo, e molto più difficile imporli a noi stessi. Anche perché, e sarebbe l'ennesimo filone degno di approfondimento, la vulgata vede l'impresa a priori come un soggetto privilegiato. L'impresa è per definizione ricca, per definizione un po' cattiva, sfrutta, ma se noi conoscessimo veramente il mestiere di imprenditore, scopriremmo che non è sempre così, che non è un mestiere tutto rose e fiori, che non è un mestiere che porti inevitabilmente a ricchezza e, come dire, a ceti sociali alti, è un mestiere che comporta anche lavoro, fatica, sacrificio e rischio. E quindi, secondo me, una visione un pochino più bilanciata dei rapporti di mercato potrebbe sicuramente aiutare a sviluppare comportamenti nel complesso più responsabili. Questi sono i miei due contributi. Un altro?
No, complimenti, chiarissimo e sempre coinvolto, no, nell'esposizione. Se io faccio un po' il cattivo, Certo. perché il tuo approccio è un approccio dichiaratamente etico in un senso molto ampio, anche in questo appello che fai a noi consumatori, spingi, diciamo, a incentivare dei comportamenti virtuosi perché anche illuminati, nel senso che guardano lontano e non guardano all'immediato. Però non possiamo nasconderci, tu lo sai benissimo, molto meglio di me, che probabilmente la maggior parte ancora, non tanto dei consumatori, ma anche delle imprese, è predatoria, l'hai definita con un aggettivo molto, molto appropriato. Allora, il problema che almeno io vedo, che in tanti vediamo, rispetto alla prima parte della tua relazione, no? Sostenibilità. Comportamenti dei consumatori, ma comportamenti delle imprese stanno mettendo a rischio la sostenibilità sociale in molte parti del mondo, la sostenibilità ambientale in tutto il mondo. Allora, in una situazione di questo tipo si genera quello che abitualmente nelle scienze sociali è il paradosso del free rider, no? A ciascuno di noi, come consumatori o come impresari, conviene non rispettare troppo le regole e andare al profitto, andare al guadagno immediato, eccetera, sperando che tutti gli altri facciano i bravi. Ecco, però il paradosso è che se tutti ci comportassimo nello stesso modo, il bene collettivo crollerebbe totalmente, cioè l'ambiente sarebbe totalmente invivibile, la società sarebbe la guerra di tutti contro tutti e così via. Allora, in una situazione di questo genere, sarà perché io sono giurista, l'impressione è che ci vogliono delle regole, ossia che il free rider non lo convinci soltanto dicendo guarda che nel lungo periodo ti andrà tutto, sarebbe meglio se ti comportassi bene, è nel tuo interesse comportarti bene, perché sugli impulsi, diciamo, dell'uomo economico è difficile incidere solo con la convinzione. Ecco, qual è il ruolo della regolamentazione del mercato per arrivare al punto della domanda? Beh, il ruolo della regolamentazione è fondamentale, anche perché se noi prescindiamo anche da un intervento pubblico nella regolazione di questo sistema, torniamo al punto di partenza e dobbiamo accettare in maniera, come dire, fideistica che il mercato ci metterà una pezza. E invece abbiamo visto che non è così. Quali sono, secondo me, i due meccanismi? Uno è la regolazione, lo diciamo dopo. L'altro, lo sottolineo ancora una volta, è facciamo leva proprio sulla golosità dell'imprenditore, cioè comportiamoci noi per primi in modo da punirlo se non si comporta in maniera allineata ai nostri valori. Ma questo ha tutta quella serie di difficoltà che abbiamo già visto prima. Invece la normativa, la normativa in questo caso è fondamentale. Infatti cosa sta succedendo? Sta succedendo che a livello tanto nazionale quanto comunitario, quanto in generale internazionale, c'è un movimento che quasi quasi sta anticipando con la norma il fenomeno economico. Cioè di solito succede il contrario. Cioè accadono non toccherebbe a me parlare della dinamica delle leggi, però accadono i fenomeni e la norma cerca di regolarli, rincorrendoli. Qui invece direi con una certa lungimiranza, almeno in parte stiamo lavorando al contrario, cioè assistiamo a tutta una serie di misure, sia a livello molto specifico, che a livello di sistema, che a un certo punto chiudono le porte al free rider. Per esempio, a livello micro, possiamo condividerlo o meno, ma nel momento in cui l'Unione Europea dichiara lo stop alla produzione di auto a combustione interna, punto. Cioè non c'è più spazio per. Poi non sto dicendo che sia corretto fatto così, però misure draconiane che pongono un termine a certi comportamenti scorretti. Pensate molto più semplicemente, come abbiamo fatto a chiudere il buco nell'ozono, abbiamo vietato l'utilizzo di clorofluorocarburi. Avessero detto, ma però sarebbe meglio non usarli, qualcuno avrebbe fatto il free rider e ne avrebbe approfittato. Richiamo l'esempio di quello che ho visto questa mattina. C'è da fare una precisazione. Le imprese fanno una serie di azioni responsabili, per cosa fanno? Le raccontano, ne rendono conto con la comunicazione di sostenibilità. Fanno tanti bei report, tanti bei post sui social media. Perché? Perché vogliono farsi belle
con i loro interlocutori, i consumatori, ma anche l'ente pubblico, l'investitore e così via. Qual era il problema? Il cosiddetto greenwashing, ovvero io millanto azioni responsabili che tanto responsabili non sono. Cosa ha fatto il regolatore? Soprattutto in Europa, ma non solo, ha imposto l'utilizzo di standard condivisi. Quindi progressivamente, è notizia di pochi mesi fa l'ultima direttiva europea in materia, tutte le imprese, dico progressivamente, quindi partendo dalle grandi quotate, poi quelle un po' più piccole, ma nel giro di un po' di anni, tutti o quasi dovranno render conto dei loro impegni su questi fronti. E come dovranno farlo? Rispettando degli standard di rendicontazione che sono l'equivalente non finanziario dello schema di bilancio per la rendicontazione finanziaria. Così come quando redigo il bilancio d'esercizio devo seguire il codice civile, quando parlo del mio impegno in campo ambientale, sociale e di buona governance, dovrò seguire un indice e dire alcune cose in un certo modo. Perché questo? Perché così tu non scappi. Nel senso che se io ti rendo obbligatorio non fare, ma rendicontare, tu puoi anche non fare, ma poi devi far sapere a tutti che in un contesto in cui i tuoi competitor hanno fatto, tu non hai fatto. La speranza è che di fronte a una comunicazione di questo tipo, il soggetto pubblico non ti aiuti, le banche ti penalizzino, il consumatore non ti scelga e così via. Quindi sicuramente regolare la comunicazione per renderla obbligatoria e confrontabile e poi sicuramente alzare progressivamente gli standard di compliance. Perché? Perché io non posso obbligare un imprenditore a essere virtuoso, ma posso obbligarlo e devo obbligarlo a rispettare la legge. E quindi ci deve essere una dinamica virtuosa che porti la sensibilità collettiva dal piano delle emozioni al piano delle norme. È difficile perché? Perché può creare asimmetrie. Io ricordo già un po' di anni fa avevamo un collega in dipartimento che era anche, diciamo, presidente, amministratore delegato di un grande gruppo della siderurgia ed è stato anche presidente di Federacciai. Quindi è anche carica importante a livello europeo dell'industria dell'acciaio. E disse una cosa molto interessante parlando ai nostri studenti, che tutto questo è assolutamente vero e va fatto, ma se non diventano, non voglio chiamarle regole, ma quantomeno tendenze, linee guida globali, cosa succede? Si crea il dumping, cioè ci sono aziende, competitor da paesi molto meno attenti, lo dice lei, per esempio la Cina, che magari, come dire, traggono vantaggio da questi differenziali, perché se le nostre imprese devono, vogliono inquinare meno, tutelare i lavoratori, sono costi e il loro acciaio costerà di più dell'altro. Quindi qual è il problema? Trasformare queste tematiche in tematiche veramente globali, perché queste tematiche sì che giustificano anche interventi normativi addirittura sul commercio internazionale, giustificano limiti al libero commercio, perché è nel diritto e nella tutela dei propri interessi proteggersi da chi è più competitivo di te perché non si preoccupa di aspetti che tu hai detto essere importanti. Questo è un altro fronte di intervento, perché purtroppo, o per fortuna, le dinamiche concorrenziali oggi non si esauriscono nel quadrilatero del centro di Genova o a livello regionale o a livello nazionale. Sono dinamiche quantomeno continentali se non globali e quindi è difficile anche obbligare un'impresa a rispettare standard molto esigenti quando il suo competitor invece lavora, diciamo, nel Far West. È un grande problema. Qui si aprirebbe un altro aspetto che mi ha sempre, come dire, stuzzicato, che è quando i paesi in via di sviluppo ti contestano. Come puoi tu, occidente, ricco e benestante, chiedere a noi di fare quello che tu 200 anni fa non hai fatto? Infatti uso sempre la solita frase banalissima: tu hai mandato i bambini in miniera, però oggi io non posso far cucire i palloni. Ora, la risposta, a mio modo di vedere, è che i processi di sviluppo economico vanno contestualizzati nei loro tempi, cioè noi non possiamo riavvolgere il nastro e pensare allora tu fai pure come facevamo noi in epoca vittoriana. Però è chiaro che in queste sedi come il WTO, piuttosto che anche, voglio dire, i vari consessi, il G20, è difficile richiedere a chi sta cercando faticosamente di far uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà di comportarsi con lo stesso rigore e con la stessa attenzione di chi invece quel tipo di problema forse non lo ha più.
Quindi sono tematiche che, ahimè, non si possono risolvere a livello micro, però è chiaro che quello che secondo me consola è che anche in questi paesi c'è consapevolezza crescente. Perché, ripeto, la mia dottoranda indiana, perché ha questo interesse? Perché lei vede nel suo paese le conseguenze di questa gestione irresponsabile della filiera. Vede le tintorie degli abiti che inquinano, vede le discariche piene di abiti usati o invenduti che arrivano dall'Occidente, e allora si chiede: com'è possibile che i ragazzini che sono in piazza a manifestare per l'ambiente non sappiano cosa c'è dietro a quella maglietta? E nuovamente, e questo non può che essere la nostra conclusione, serve educazione. Educazione agli imprenditori, educazione ai consumatori. E un passo alla volta, speriamo. Però per fortuna c'è la regolazione. Grazie. Prego. Ecco, una parola sola. Intanto un grande ringraziamento al professor Spinelli e un auspicio di poterlo riavere tra noi. L'Accademia, e credo di poterlo dire a nome di tutti gli accademici, è stata veramente un intervento splendido. Ecco. La ringrazio. Allora, siccome anche noi in qualche modo siamo un'impresa e il nostro scopo è quello di creare cultura e di diffonderla, io voglio segnalare che tutto quello che viene detto qui, ecco, è messo online. Quindi credo che sia nell'interesse di tutti noi stakeholders di segnalare anche agli amici, se abbiamo apprezzato come me questo splendido intervento, che da domani o dopodomani possono comodamente seduti nella loro poltrona risentirselo, come farò io, dico, e goderne anche quelli che sono i dettagli. Grazie. Sempre con una punta di rammarico, perché quel pezzettino che è stato saltato, dico, allora, ma ne parleremo a tempo un'altra debito. volta. Ecco, E approfondisco. ne parleremo a Con tempo piacere, con piacere. Esatto, ecco, vede, lo dicono loro, lo dico io. Di turismo Sarà sostenibile, di sarà tante cose. un'occasione per un prossimo incontro. Grazie veramente di cuore. Grazie davvero.